Ma direi che è una grande manifestazione a riconoscimento dell'attività della provincia di Belluno. Tra l'altro ricordiamo che questa sezione ha 4.729 soci e più di 6.000 iscritti. Tra l'altro voglio anche ricordare una cosa che è fondamentale ricordare che la prima dunata della storia degli Alpini è avvenuta nel Monte Ortigara in provincia di Vicenza nel 1920 e la seconda dunata a Cortina, che fra l'altro la fa da poco. Siamo pronti per la 18ª dunata veneta, che sarà quella di Vicenza del prossimo anno, e direi che ci sono tutti gli elementi vista la partecipazione di oggi per dire che comunque sarà un'apoteosi. Stamattina a Belluno un momento credo molto importante, il raduno del terzo raggruppamento che recupera tutte e tre le regioni del Triveneto. È un momento, ripeto, importante proprio perché dopo la donata nazionale credo sia l'incontro più partecipato e più significativo dell'intera associazione. Basta vedere quella stamattina quanta gente c'è, quanti alpini ci sono, perché qui Belluno è città alpina per eccellenza e credo che Belluno meriti questo attestato veramente di stima, di simpatia che gli alpini vogliono dedicare. Quest'anno è Belluno, come sappiamo, questa splendida città, capoluogo delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, ad ospitare il raduno del terzo raggruppamento dell'Associazione Nazionale Alpini. Raduno che, ricordo, è stato dedicato all'Emilia Romagna, infatti tutte le iniziative di solidarietà collegate agli eventi in programma sono destinate a sostenere il territorio romagnolo così duramente colpito dalle recenti alluvioni. La sensibilità delle genti di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, che hanno provato sulla loro pelle tragedie come quella del Vajont o di Vaia, non poteva che accorrere in soccorso degli amici romagnoli. Vengono ora resi gli onori al gonfalone della città di Belluno, decorato di medaglia d'oro al valor militare e di croce di guerra al valor militare, che sarà seguito dalla bandiera del comune di Pieve di Cadore, decorato di medaglia d'oro al valor militare.
Gonfalone, accompagnato dal sindaco, Gonfalone della regione, il Gonfalone della provincia di Belluno, accompagnato dal presidente, e numerosi altri gonfaloni che
Tutti a Belluno, portatelo alto, tenetelo nel cuore della vostra esperienza e la fanfara della Fanfaroni della Brigata Alpina Cadore. Dopo un meraviglioso concerto, eccoli di nuovo con noi. Eccoli di nuovo con noi, signore e signori, il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, scortato dal generale di brigata Franco Del Pavero e dal nostro presidente nazionale Sebastiano Pavero. I componenti, il Consiglio nazionale, il vessillo della sezione di Belluno con il comandante del 7° Reggimento Alpini, il presidente Lino Maprà, i componenti. E dopo la sezione alpini di Belluno che sfila di fronte al labaro nazionale, la tribuna d'onore, passano sulla camionetta i nostri veci. Un applauso per i nostri veci sempre presenti, sempre al nostro fianco durante lo sfilamento. È un testimone ideale. Significa la Cerchia e con loro un grande progetto che si chiama Casa Pollicino. Andate a spulciare tra le pagine del giornale latino, andate sulla cronaca della nostra quotidianità. Casa Pollicino, perché là dove ci sono gli italiani c'è sempre un gesto di solidarietà e di vicinanza. E preceduti dall'Anna Vice Band, una composizione di suonatori di cornamusa che ha fatto il debutto a Udine con la sezione Gran Bretagna, tutte le sezioni del territorio italiano che onorano oggi Belluno con la loro presenza. Un applauso per le sezioni italiane, un applauso e un grazie per essere al nostro fianco oggi in questo magnifico scenario alpino. Sì, grazie davvero. Riuscire a nominarvi tutti ci viene veramente difficile, ma la vostra presenza dall'est, dall'ovest, dal sud, dal centro ci onora e ci gratifica. Gratifica soprattutto la comunità bellunese, le fiamme di questi gruppi che hanno stretto rapporti di profonda amicizia e di gemellaggio con la gente di questa terra stanno a significare quanto noi ci si senta una grande famiglia, una famiglia che canta, una famiglia che suona, e davanti a noi il coro Adunata, il coro Brigata Alpina Cadore, che ieri ci hanno regalato uno straordinario concerto al Teatro Comunale, unitamente al coro dei congedati della Giulia, hanno animato il nostro tardo pomeriggio, facendoci vibrare e raccontandoci in musica la storia degli alpini. Cari coristi, quello che portate avanti è un bagaglio di valori, un bagaglio materiale fatto di parole, di canzoni, ma soprattutto di emozioni e di tradizione. Grazie, grazie per quanto fate. E si parlava degli ufficiali e sottufficiali, di quanti hanno prestato il servizio facendo le scuole. Allora la rappresentanza degli allievi sottufficiali di complemento, il nervo negli anni 70 dei nostri reparti, sfilano con orgoglio gli appartenenti al 110° e al 117° corso degli allievi ufficiali di complemento della Scuola Militare Alpina di Aosta, la nostra università della montagna, là dove 50 anni fa si costruiva il successo della conquista nel 1973 della cima più alta del mondo, dell'Everest. Sezione Alto Adige, inizia la sfilata e il passaggio delle nostre belle sezioni del terzo raggruppamento. Vuol dire un universo mondo che non solo ci ha regalato nel 2012 una straordinaria giornata nazionale, legatissimi al comando truppe alpine, ma ci hanno regalato momenti di sport, momenti di cristallina italianità, momenti di gioia e di allegria straordinari e infiniti. Ci hanno regalato il senso dell'appartenenza alla verticalità che continua a costituire il filo conduttore
si sentono abitanti delle terre alte, questi alpini ci danno l'affetto, la serenità, il senso del dovere legati a una terra che non sempre parla un idioma nostro, ma che comunque nel cuore ha gli stessi sentimenti e lo stesso filo conduttore, la stessa corrente elettrica. Sentinelle alla frontiera, si sono definiti così, si sono raccontati così e noi così li apprezziamo e li ringraziamo per quel grande servizio di italianità che portano avanti. Alpini della sezione di Trento, pensate, 259 gruppi, ecco, arrivare in centro, siate rappresentative delle 100 parti di Trento, rappresentative delle 100 ognuna con un suo emblema e con un suo modo d'essere, però tutti insieme accomunati da quel senso di appartenenza, da quella capacità di svolgere insieme l'enorme lavoro che le comunità di montagna richiedono, la solidarietà che passa di mano in mano, da vecchio a boccia, da uomo a uomo, guardandosi negli occhi, sapendo che cosa raccontano quelle fiamme di gruppo, sapendo che il patrimonio storico-culturale della sezione di Trento, che significa Casa degli Alpini, significa Museo storico delle truppe alpine, patrimonio morale imprescindibile per noi tutti. Certo, con il primo settore anche le prime avvisaglie di un modo di essere, di un sentimento che oggi sarà il leitmotiv di questa nostra sfilata. Gli alpini sono una grande famiglia nel dovere e nel bisogno. Lo diceva Franco Bertagnolli, l'emerito presidente dell'emergenza del terremoto nel 1976. Grazie ragazzi, venite avanti, venite avanti, pensate, andate nelle pagine di storia della divisione Fusteria e della divisione Tridentina, immaginate oggi qual è il patrimonio di conoscenza e il patrimonio culturale custodito dal Museo Storico delle Truppe Alpine al Stretto. Un progetto fortemente voluto dall'Associazione Nazionale Alpini che proprio nel 2018 ha suggellato con la Lunata Nazionale il protocollo di difesa e di realizzazione di quello che è il santuario delle truppe alpine. E pensate a quella frase incisa sul granito del Don Trento, dove riposa Cesare Battisti che svolge il Museo delle Truppe Alpine. Dice una cosa semplice ma diffusa. Dice che per gli alpini non esiste l'impossibile e qui oggi noi lo testimoniamo con un passo fermo e cadenzato, con il petto in fuori, la pancia in dentro di fronte al vessillo della sezione, a fianco dell'Abaro nazionale con le sue medaglie d'oro che testimoniano quel bagaglio di sacrificio e di tradizione che rappresenta la nostra associazione. Vedete che ancora la formula per la solubilità degli alpini non è stata trovata. L'industria farmaceutica o l'industria alimentare non ha ancora costruito una formula, un'alchimia per rendere solubili gli alpini. A Udine nella 94esima adunata con la pioggia, oggi con questa splendida giornata di sole, gli alpini marciano al passo del 33, salutano le nostre autorità, salutano il signor sindaco di Belluno, il nostro presidente, salutano il
al prossimo comandante della brigata alpina Giulia. In nome e sacrificio della gente della Carnia siamo saliti là a rendere onore ai caduti e poi con i gruppi domenica tutti insieme alla presenza della medaglia d'oro la professoressa Bellin per onorare il nostro passato, per onorare la nostra democrazia, per sentirci uniti ancora una volta, Becci, Bozza, uomini e donne delle truppe alpine dell'esercito, gente in congedo, una sola faccia di una grande famiglia, alpini della Carnia, in alti cuori! Fanfara di Orzano del Friuli, basso fermo, tamburi napoleonici in testa, apprezzati e amati in ogni dove, portano la musica cristiana. Quanta storia in quell'acqua chiara che scende dalle valli della Tisone, acqua chiara, scintillante, purissima, come sono purissime le storie di suona e batte la musica, spunta l'alba del 15 giugno, comincia il fuoco d'artiglieria, terzo alpini sulla via, Montenero a conquistare e idealmente per questi ragazzi che nella becca del Montenero, nella dorsale del Monte Mataiur hanno il loro quotidiano orizzonte, quella storia di sacrificio, quello spirito granitico, quella forza e quella abnegazione è tutti i giorni, tutte le mattine, ogni giorno sul pezzo. E viva Cividale! Certo, i trasmettitori alpini della Giulia, la grande componente dei servizi, oggi si riconoscono nel ricostituito 14° Reggimento Alpini, sono stati la chiave di volta delle nostre organizzazioni di prima e seconda linea. A loro il compito di portare i messaggi, di costituire e rincalzare i reparti. E quanti portaordini oggi modernamente interpretati si appresta a festeggiare il proprio 100° compleanno. Alpini e alpine, eccoli qua, le fiamme dei gruppi che portano il nome delle località più significative del fronte dell'Isonzo. E allora come non pensare a Oslandia, come non andare con il ricordo a Reticuglia, come non andare ad Aquileia, là dove c'è il cimitero, la sepoltura dei prescelti per il Milite Ignoto, come non ricordare il sacrificio di questi ragazzi quando la domenica tengono con spirito di sussidiarietà aperti i nostri sacrari, o quando il 4 novembre partono da Timau e nello spirito di fraternità della fiaccola alpina scendono andando a toccare il giorno del 4 novembre tutti i sacrari del nostro nord-est. Come non tributare a loro un saluto e una stretta nel cuore? Siete storia, siete Italia, così come lo è Trieste, forte e generosa, la grandezza e l'ampiezza della visione di questa città, un porto di straordinaria importanza, un corridoio 5
che dalla Spagna raggiunge il cuore dell'Europa, passando per Trieste, una storia e un'economia fortemente ancorata al sentimento italiano, e sul loro vessillo la storia dei nostri dalmati giuliani. È una dunata straordinaria. Grazie Udine, oggi pienza Stella Udine, oggi piene gioventù come le Audi, non si ciatta in nessun loco. Certo, il corpo degli alpini è un focolare che dobbiamo salvaguardare. Sì, lo abbiamo detto prima, è vero, se non ci fossero gli alpini bisognerebbe inventarli, ma gli alpini li abbiamo, bisogna non distruggerli. La rappresentanza storica da sempre con la sezione di Udine sfida una rappresentanza di rievocatori che nelle loro uniformi ci ricordano l'evoluzione della specialità degli alpini, e subito dopo il vessillo della sezione di Udine. Cosa dobbiamo aggiungere? Cosa dobbiamo dire quando di Udine si parla di religione della Giulia? Alpin Iomane! Signori, questi sono gli alpini che cantano, gli alpini degli coro della sezione di Udine, una sezione che ha dato prova di accoglienza in adunata, che ha dato prova di capacità organizzativa. È una sezione fatta di gente seria, che sfida con orgoglio, con le proprie magliette blu, che incedono ora su Piazza dei Martiri con i suoi gagliardetti, 114 gruppi per un totale di oltre 9.900 associati. Un applauso per la sezione di Udine. E la sezione di Udine, che adesso con questa macchia blu va a invadere Piazza dei Martiri, testimonia un legame con il territorio. È una sezione sul cui gagliardetto storico c'è una frase: Olà, Corompi! 1909 veniva costituito il battaglione Alpini Tolmezzo, e a costituirlo era proprio il generale Cantore, il generale che conosciamo bene per essere stato il fondatore del nostro paradiso, il generale che a Porcella di Fontana Negra, là sulla Tofana, perse la vita sporgendosi oltre il parapetto della trincea per poter meglio osservare la linea dei nostri avversari. Un'epopea che questi uomini del Friuli, della patria del Friuli, portano con orgoglio, testimoniano giorno dopo giorno attraverso le immaginabili opere di solidarietà, attraverso quella presenza silenziosa, la città ideale voluta dalla Repubblica di Venezia per contrastare l'invasione da parte dell'Islam. Una città che oggi vive con forza e con serenità la presenza degli alpini e la leva alpina, che nei suoi gruppi e nella sua storia ha costruito e ha scritto pagine memorabili, pagine di musica, pagine di canzoni, pagine di vicinanza alle scuole, di insegnamento, di continua disponibilità e di presenza, dove all'interno dei nostri paesi, là dove la richiesta di vicinanza e prossimità si fa più sentire, suppliscono i servizi, suppliscono alle necessità, accompagnano gli anziani, rendono merito alla loro storia, una storia generosa, benché siano alpini di pianura, si riempiva di un significato, quel motto: ricordare i morti aiutando i vivi, con valore della città di Gemona, fiamme dei gruppi, fanfara gemonese.
memoria e del ricordo della nostra Grecia e della nostra Albania. Scordato dal suo presidente, dall'alfiere, il vessillo della sezione di Pordenone, che ci ricorda uno a uno, nome a nome, i nostri veci, dei nostri gloriosi battaglioni e dei nostri reggimenti della Giulia. Attraverso raffinate e puntuali ricerche storiche, attraverso la frequentazione di quei luoghi dove la Pietas ha posto un fiore, una stele, una colonna, hanno raccolto e ricostruito la storia dei nostri reparti, delle sfortunate campagne di Grecia e di Albania. Bastano i tamburi, bastano gli imperiali per scandire il passo di questi alpini. Onore e gloria a Pordenone! E chi dice Pordenone dice dei suoi 73 gruppi, dice di una storia nata 99 anni fa, dice di 9.000 soci, di cui oggi accogliamo questa bella rappresentanza in Senato, una rappresentanza orgogliosa di sentire il calore dell'abbraccio di Belluno. Certo ragazzi, alpini una volta, alpini per sempre. E allora pensate a quanti in famiglia hanno là in Soasa, su quella cappelliera o su quel comò, su quell'ingresso, il cappello alpino appoggiato e custodito. È quello del nonno, è quello dello zio, è quello di un fratello che non è più tornato, è quello di un giovane la cui vita è stata stroncata da un male incurabile o da un incidente. Là passa il senso della famiglia, certo la più bella famiglia, ma noi la famiglia la vogliamo così come la sapete rappresentare voi, come ce la raccontate tutti i giorni. Gloria d'Italia, siamo un po' vanagloriosi, crediamo di aver fatto tutto noi alpini, però sinceramente ragazzi, illustriamoci per una volta una medaglia. Il nostro presidente della regione del Veneto dice sempre: se non ci fossero gli alpini bisognerebbe inventarli, e credo lo dica perché è consapevole di questa forza, di questo spirito, di questa capacità. Sa che attraverso queste mani non si spremono chiacchiere, ma si costruiscono opere. L'abbiamo detto più volte, onorare i morti aiutando i vivi è un imperativo importante nella nostra associazione, e questi alpini, queste penne nere lo testimoniano in modo concreto. Non sono persone abituate a dire ma a fare, sono alpini d'Italia che sfilano quest'oggi orgogliosi della loro appartenenza ad una grande famiglia, una famiglia che testimona valori, in primis quello del tricolore, un vessillo significativo composto di 3 colori che costituiscono un unico simbolo, un simbolo di identità che viene qui trasportato con orgoglio da 6 portatori. Un grande tricolore si avvicina ora alle tribune, si avvicina ora al tabaro nazionale, pronto ad alzarsi a comando. Grande e numerosa come sono le opere alle quali ha partecipato, quali sono le realizzazioni alle quali ha concorso. E allora con Pordenone perché non ricordare la nostra trasferta a Rossos, perché non ricordare con quanto spirito di abnegazione, con quanta intelligenza e con quanta capacità avete concorso a costruire l'asilo arcobaleno, l'asilo che i ragazzi di Rossos oggi terra drammaticamente in prima linea, è diventato il fiore all'occhiello dell'amore per la vita, la rappresentazione plastica di come gli alpini siano una grande foresta che cresce e che non fa rumore, una grande foresta che si allunga, si proietta verso
nella speranza di realizzare, di contornare, di completare, di abbracciare quei raggi del sole che sono il senso della vita. E qua il senso della vita nelle opere buone, nei fiori su un sacello, nelle commemorazioni in pianura e in montagna. Qua quel senso della vita c'è tutto. Certo, religione della nostra gente, e fatecela esercitare questa religione, lasciate che altri vengano a assumere questa storia e memoria, presenza e attualità, consapevolezza, vicinanza, le parole d'ordine che apprezzano i sindaci che non per niente sono a sfilare con noi. Alla musica della banda di Cagliero vi salutiamo e vi apprezziamo. Grazie signori amministratori, grazie sindaci e sindache, grazie davvero per il vostro lavoro, la vicinanza alla gente, per le responsabilità che vi assumete e per i nostri sindaci. Da Leo eletto presidente e da un cappellano in abito talare. Ecco la sezione di Verona, ecco il suo tricolore, ecco i suoi tagliardetti, ecco il suo battito di cuore, un grande cuore, un cuore alpino che si unisce al battito dei tamburi e avvicinare riempie i nostri occhi. Alpini di Verona, voi siete eredi di un territorio importante, di un territorio che ha visto il passare di guerre, il crescere in cultura. Avanzate innamorati del tricolore, patria di Giulietta, ci insegnate il valore della solidarietà. Attorno all'arena un grande abbraccio di concretezza in tutte le vostre opere che fate quotidianamente. I vostri gruppi parlano di impegno, di radicamento sul territorio, un territorio generoso che dona alla nostra patria l'onore di accogliervi qui quest'oggi. Alpini di Verona, voi siete oltre 19.000 iscritti, siete una sezione importante, come importante è l'impegno che portate avanti ogni giorno. Si dice che la santità sia fare cose ordinarie in modo straordinario. Ebbene, forse gli alpini non saranno tutti santi o tutte le proprie mani piene di fatica. Quella grande famiglia che unisce tutti, nessuno escluso. Lo dice lo striscione, lo dice il nostro impegno. Alpini di Verona, voi siete nati nel 1920, portate avanti una storia importante. Nel vostro essere alpini c'è la testimonianza di un sentimento profondo. Voi rappresentate l'eredità di un territorio. Voi portate avanti il nome delle medaglie d'oro affisse sul vostro vestito sezionale. 100 anni di noi per voi. Eccolo il messaggio. Passare dall'io al noi, dal noi al per voi. È un impegno categorico che ci guida, ci unisce, ci sprona, ci sostiene oggi come per sempre. E con i settori di Verona numerosi come gli alpini della sezione, ecco gli strumenti che avanzano portando le note della musica alpina. E con Verona una rappresentanza importante, una rappresentanza anche dall'estero, dalla Gran Bretagna.
che ci onora con la sua presenza. Cambiano le camicie, cambiano forse i pregi, non cambia lo spirito è sempre quello, lo spirito di persone serie, di persone capaci che sotto il palco fanno attenzione al passo, che si guardano attorno per non sfigurare di fronte al labro nazionale, un labro impegnativo che testimonia la storia di un'associazione, fondata in eventi dolorosi che hanno insegnato a guardare al futuro con impegno, concretezza e con il sorriso. Questo riso che ci fa portare sempre con noi le persone care, quell'impegno che ci fa portare avanti i valori come il canto, con la tradizione. La vita di campanile non è che un orizzonte ristretto. Dobbiamo guardare oltre, alzare lo sguardo, guardare avanti, su, come fanno i bellunesi, come fanno i montanari, che ogni mattina hanno da abbracciare lo sguardo sulla Cusena del Vescovà, sulla Sciara d'Oro, sui monti del Sole, sul patrimonio di questo parco delle Dolomiti bellunesi. E con quello spirito, con quella volontà di non dimenticare, nascono le opere belle, nasce il senso e la convinzione che l'alpinità non muore mai, la si custodisce dentro al cuore come uno dei più gioiosi e uno dei più intimi amori. Non si muore di alpinità. Fateci vivere, istituzioni, lasciateci essere associazione d'Arma, lasciateci vivere la nostra realtà, il nostro mondo. Tanti dicono siamo fatti così, siamo quel che siamo e va bene così, punto. Ed ora al comando dei nostri ufficiali potremmo esordire così, al comando dei nostri meritevoli. Oggi sono gli alpini del Monte Cervino, provenivano allora dai plotoni paracadutisti delle brigate, si trasformarono in compagnia autonoma, poi in battaglione e infine oggi nel nome granitico di 4º Reggimento Rangers, che annovera tra i suoi uomini la medaglia d'oro di Andrea Adorno, medaglia d'oro in Afghanistan, medaglia d'oro tutt'oggi con noi in servizio in questo reparto, medaglia d'oro che trasmette, testimonia, racconta come alpini una volta, alpini sempre. Mentre si preparano i nostri ragazzi per quell'esercizio, tenenza come momento di dimostrazione della forza e del coraggio, hanno la forza e il coraggio della lorbata gioventù. Vai valore alpino, vai sull'Alpe, difendi sempre la frontiera, vai alpini paracadutisti. Vivere questo momento così particolare, il momento di enfasi dell'intimità,
il momento della narrazione sottile e fine delle storie di casa. E allora ci aspettiamo che spezziate una lancia per la continuità di questa nostra esperienza, di questa nostra naia, di questa nostra vita. Fanfara storica della sezione di Vicenza, cappello a bombetta, ottoni lucidi, musica d'ordinanza. Vai con rullante, facci sentire il ritmo della Valvisione, il vessillo della sezione di Vicenza, il suo presidente scordato con il consigliere nazionale di riferimento, il consiglio direttivo all'unisono, per dire che la 95esima andremo il prossimo anno a viverla a Vicenza. Si salve la prossima giornata degli alpini, uomini e donne degli alpini. Vicenza ci aspetta con le sue chiavi di gruppo, con la sua storia, con i suoi nomi scolpiti nel cuore di chi c'era, di chi c'è e di chi ci sarà. Gli alfieri dei gruppi, quanti tanti degli oltre 20.000 soci che costituiscono il parterre di questa sezione. Soci che hanno mani dure, mani nervose, mani di calli, che qualcuno vorrebbe considerare distratti, troppo legati al lavoro, ai skate, a lavorare, che nel tempo appartiene, neanche a far mangiare, neanche a far tornare a casa, e invece questi alpini nelle loro mani hanno il profumo del lavoro, non il sangue e la durezza, la piura del lavoro, hanno il profumo del senso dell'appartenenza, hanno il profumo di una storia che sa di quei fiori che portano con pudicizia, ma che sono dei girasoli per dirci che quanto sta accadendo oggi in quelle terre, in quei paesi i cui nomi gli alpini 80 anni fa hanno ben conosciuto, non devono ripetersi. Don Rossos, Patornoie, Occhi, Segnachino, Barbarocca, Sciulovo, Nicolaievka. Percorso ideale che ci lega alla storia, una sorta di via crucis della memoria, sfilano ora i pannelli che ricordano gli stemmi araldici delle gloriose brigate alpine, la Tridentina, la Giulia con la sua acqua patriarcale, la Cadore con lo suo oggi. Siamo riuniti in una staffetta ideale di lavoro. E Vicenza è grande, Vicenza è una sezione importante, una sezione piena di alpini, tant'è che ora abbiamo uno secondo scaglione che sta facendo il suo ingresso sulla piazza dei Martiri. Si avvicina orgogliosa con le sue camicie verdi a scacchi, incede portando i simboli di un impegno che parla di impegno sportivo, di impegno volontaristico, di impegno a donare il sé in tutti i fronti. Ce lo testimonia anche il simbolo dei donatori di sangue che passa ora sotto le tribune. Il donare il sangue è un segno importante, fondo e concreto, e c'è bisogno di impegno. Gli alpini il sangue sempre l'hanno dato, prima nella guerra e poi nella donazione per salvare vite, e nel salvare vite si declina il nostro impegno, un impegno a sostegno di una comunità, di un territorio, anzi vogliono semplicemente rappresentare ciò che la montagna e i suoi uomini